aprirebbero nel caso in cui la Commissione europea decidesse di dare questo riconoscimento alla Cina. Ci parlerà il nostro europarlamentare, portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, copresidente del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, nonché membro di commissioni, la Commissione ITER, Industria, Energia e Ricerca, e la Commissione INPA, Commercio Internazionale, David Borrelli, che io ringrazio intanto per aver accettato di fare questa relazione questa sera, e anzi colgo l'occasione anche per ringraziarlo per il fatto di aver organizzato, finanziato e promosso il corso sperimentale di formazione sulla piattaforma Rousseau, di cui egli stesso ha fatto la prima lezione, ha tenuto la prima lezione il primo sabato di questo ottobre proprio su questo tema. Ma prima di passare la parola a David, vorrei presentarvi la consigliera portavoce del Movimento 5 Stelle al Comune di Venezia, Elena La Rocca, che si è molto prodigata per realizzare questo evento e anche per estendere le informazioni e le conoscenze a tutta la cittadinanza, e l'attivista, anche lui, del Meetup Grilli Venezia, Daniele Vianello, che vi darà indicazioni sulla consultazione online, anche quella organizzata e sollecitata da David Borrelli, insieme ad altri europarlamentari del Movimento 5 Stelle, che sono riusciti ad organizzare un gruppo di interesse aperto alla rappresentanza di ben 19 rappresentanti aperto a rappresentanti di ben 19 stati europei che hanno collaborato a redigere il questionario. Lo scopo del questionario è quello di far arrivare le opinioni e i suggerimenti dei cittadini e delle cittadine europee alla Commissione europea, in modo che ne tenga conto il prossimo 11 dicembre. E senza andare oltre, passo il microfono a Elena La Rocca. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringraziamo moltissimo di essere qui. Io sono Elena La Rocca, sono stata eletta 1 anno e mezzo fa nel Comune di Venezia e non ho un trascorso politico, è il mio primo mandato elettorale, sono una persona comune che ha l'onere, l'onore e la fortuna di fare questa esperienza all'interno delle istituzioni. Ci tengo a evidenziare che è un'esperienza molto stimolante, sicuramente una sfida difficile, però che paga perché ci dà la possibilità, dà la sensazione di riuscire di poter fare in prima persona qualcosa per cambiare la situazione politica. Quindi in questo senso inviterei chiunque abbia voglia o la curiosità di avvicinarsi a noi, perché è un'opportunità per lavorare in questa direzione. E quindi se anche appunto avete solo delle curiosità, una sensibilità vicina, vi piacerebbe essere attivi, ci farebbe molto piacere potervi accogliere. Come sapete noi ci prestiamo temporaneamente alla politica. E volevo solo ringraziare gli attivisti che hanno lavorato all'organizzazione di questo evento, perché dietro appunto i rappresentanti eletti del momento c'è comunque la squadra, il gruppo degli attivisti veneziani, in particolare i gruppi di lavoro turismo e commercio e comunicazione, e volevo ringraziare altresì David Borrelli perché con questa iniziativa sta girando tutta Italia per portare tematiche europee vicino alla cittadinanza, e appunto ha ideato questo metodo per avvicinare noi tutti alle istituzioni europee che sono particolarmente lontane. Quindi insomma un esperimento
che capiamo che per la tematica di questa sera può essere un po' settoriale, anche un po' difficile, che però ritengo particolarmente preziosa e interessante. Quindi ringrazio Davide Borrelli e cedo la parola. Grazie. Bene, intanto mi alzo, vengo davanti. Intanto grazie a voi per l'invito. Io, come è già stato detto, sto girando un po' l'Italia, ma non solo. Siamo stati anche in altri paesi, siamo stati in Spagna, adesso faremo un evento a Parigi su queste cose qui, quindi insomma stiamo cercando di portare questa tematica un po' in tutta Europa. Premetto che l'argomento è un po' tecnico, mi scuso, io ovviamente per renderlo fruibile lo semplifico molto, Federico si annoierà a morte questa sera perché chiaramente un tecnico chiaramente queste cose le sa già, però ecco, ho dovuto, per cui qualche volta magari potevo dire delle cose leggermente inesatte per un tecnico, ma lo faccio per diffondere il più possibile una tematica che, ripeto, è piuttosto ostica di suo. Giusto una nota tecnica, non affannatevi a fare fotografie, cose del genere sulle slide o prendere appunti particolari, perché tanto poi alla fine avrete la possibilità di averle e quindi potete tranquillamente riceverle e fruirne totalmente. Partiamo. Allora, quando si parla di status di economia di mercato alla Cina, tanto mi sentite tutti anche in fondo, sì, perfetto. Bisogna collegare questo status a una parola che fondamentalmente è la parola dumping. Ora, per capire che cos'è il dumping, la prima nota che va fatta è che ne esistono tanti tipi, non esiste un solo tipo di dumping. Quindi cominciamo già a definire di che cosa parliamo stasera e cominciamo a definirlo dalla parte contraria, cioè dicendo quello di cui non parliamo questa sera. Non parliamo per esempio di dumping sociale. Voi immaginate cosa vuol dire per un'azienda andare a produrre beni o servizi in un paese che non ha le stesse regole che abbiamo noi per esempio sul lavoro, che sfrutta magari i bambini, non ha tutta la questione della normativa sulla sicurezza. È chiaro che produrre in quei paesi costa meno che no produrre in paesi dove questa normativa è dove c'è. Quindi in questo caso questo è un dumping di tipo sociale, è una concorrenza sleale fatta su questi paesi, ma non è il tema di questa sera. Così come non è tema di questa sera il dumping ambientale, è la stessa cosa, cioè andare a produrre beni o servizi in paesi dove non esiste nessuna o poche leggi che regolano l'ambiente. È chiaro che implica meno costi per le aziende, quindi il prodotto è un prodotto che costa meno produrre, quindi è più concorrenziale nel mercato, ma stiamo parlando sempre di un tipo di concorrenza sleale dovuta a questo tipo di dumping. Non è il tema di questa sera. L'ultimo dumping di cui non parliamo questa sera è il dumping finanziario, è la stessa cosa. Pensate per esempio a produrre beni e servizi in paesi dove le tasse sono molto più basse o dove i cambi con la valuta sono particolarmente favorevoli. Anche in questo caso abbiamo una concorrenza di tipo sleale dovuta a questo tipo di dumping, ma non è il tema di questa sera. Quindi di che cos'è che parliamo fondamentalmente questa sera? Della cosa più vecchia del mondo, no? E cioè di import-export, ok? E di una precisa strategia commerciale e aziendale. Qual è questa strategia? È vendere un prodotto a un prezzo inferiore di quello che quel prodotto costa realizzarlo, sotto costo, ok? Quindi per capirci stiamo parlando di un oggetto come può essere il mio telefonino, che costruirlo costa 100, lo vendo a 80, cioè sotto costo. Ora è evidente che un'azienda privata, se fa un'operazione del genere, se attiva una strategia di questo tipo, a vita breve, perché morirebbe, fallirebbe nel giro di poco. Quindi se questa strategia può avvenire è perché dietro c'è uno Stato che finanzia l'azienda e gli permette di ripianare le perdite. E lo fa perché? Perché questo tipo di operazione la fa solo per quei prodotti che vengono venduti all'estero, cioè fuori dal suo mercato. Quindi è una strategia aziendale che nasconde dietro una volontà
strategica di uno Stato che tende a, tra virgolette, invadere il mercato di uno Stato estero. Ora, tutta questa cosa qui è ovviamente una normativa specifica. Qua ci sono dei riferimenti, alcuni dei riferimenti, poi tanto le slide ve le lascio, quindi potrete andarvele anche a leggere per i più volenterosi. Ma fondamentalmente questa normativa punta a due cose. Da una parte cercare di contenere questo rischio, quindi bloccare o cercare di bloccare quei paesi che fanno questo tipo di operazioni, perché è concorrenza sleale. Dall'altra parte, però, fa l'esatto contrario, cioè evita che alcuni stati possano in qualche maniera attivare un circuito protezionistico che potrebbe impedire il corretto scambio di merci e di servizi in un mondo che vive sempre di più di trade e di commercio, ok? Quindi da una parte blocca gli stati che tendono a chiudere il loro mercato, dall'altra tende a bloccare gli stati che fanno queste operazioni di dumping. Ora vediamo come funziona. Per stabilire se c'è dumping, fondamentalmente i valori che dobbiamo tenere presente sono sempre due. Uno è il prezzo di esportazione ed è facilmente calcolabile perché è il prezzo del bene nel momento in cui entra nel mercato di destinazione. Quindi se io importo questi telefonini dalla Cina, il prezzo di importazione, quindi il prezzo che io lo acquisto qui, è il valore di esportazione. In questo caso abbiamo detto 80, cioè il prezzo a cui io lo compro. L'altro valore, l'altro prezzo che dobbiamo tenere in considerazione si chiama valore normale ed è il valore del bene che indica il costo di produzione di quel bene, calcolato nel paese di provenienza, quindi nel nostro caso in Cina, e sarebbe il famoso 100, no? Quindi quando vi dicevo che questo costa 100 produrlo, devo andare in Cina a calcolarmi questo valore normale, lo trovo a 100, il valore invece di importazione è 80. Come viene calcolato il valore normale? In maniera molto semplice, prendo i costi di produzione, variabili e fissi, quindi sia il costo della manodopera che del materiale, ma anche del capannone, delle strutture e quant'altro. Ci aggiungo le spese generali, quindi la pubblicità, il mio commerciale, l'amministrazione, insomma tutto quello che è, no? Le spese normali che un'azienda ha. Ci aggiungo il normale profitto, perché un'azienda non fa beneficenza e quindi giustamente ha un margine su quello che produce. La somma di questi elementi mi crea il valore normale. Ok? Quindi da una parte prezzo esportazione, dall'altra il valore normale calcolato sullo stato di provenienza, calcolato in questo modo. Ora, giusto una notazione, parliamo ovviamente sempre di operazioni commerciali considerate standard, normali. Per esempio, magari banalmente, se io ho un capannone che non uso più perché l'ho comprato anni fa e oggi ho ridotto la produzione e decido che anziché affittarlo lo do in uso a un mio fornitore e lui in cambio mi fa uno sconto sulla merce, è chiaro che quelle transazioni non possono essere valide per il tipo di calcolo di cui stiamo parlando, perché alla base c'è un accordo di compensazione. Okay? Banale dirlo, ma è meglio sottolinearlo. Quindi, operazioni standard di mercato, si calcola il valore normale, si calcola il prezzo di esportazione e si fa la differenza. Ora, tutto questo funziona meravigliosamente quando stiamo parlando di economie di mercato e l'Europa definisce chiaramente che cos'è un'economia di mercato, cioè cosa deve fare uno Stato per essere economia di mercato. Ci sono 5 regole, qua ne vediamo qualcuna. Per esempio, molto chiaramente le decisioni delle imprese in maniera di prezzi, in materia di prezzi, costi, fattori produttivi, eccetera, 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 deve essere calcolata sull'incrocio corretto tra domanda e offerta, no? Le regole base del mercato. Le imprese devono avere una contabilità, per esempio, quindi devo poter verificare quello che fanno a livello contabile, ma per esempio devono poter fallire, no? Quindi ci sono 5 regole ben precise che stabiliscono se uno Stato è economia di mercato o non lo è. Ora è chiaro che, come vi dicevo, se tutto questo funziona quando le economie dei due paesi, quello che importa e quello che esporta, sono economie di mercato, quando uno dei due, soprattutto quello che esporta, non lo è,
la cosa si complica. Perché? Perché io faccio molta fatica ad andare a calcolare in maniera corretta il valore normale, no? Quel famoso valore di somma di costi di produzione, eccetera, perché lì potrebbe esserci un intervento forzoso dello Stato che potrebbe dare i famosi aiuti di Stato che l'Italia conosce benissimo, perché ogni tanto viene anche sanzionata quando il governo cerca di aiutare alcuni settori, no? Quindi quando questo avviene il valore normale mi viene completamente sballato. Ok? Allora in questo caso, che cosa succede? C'è una regola che si chiama la regola del paese terzo. Se vogliamo è uno scamotage, è un modo un po' per aggirare l'ostacolo, e si dice va bene, tu che stai esportando questo bene non sei un'economia di mercato, io cosa faccio? Vado in giro per il mondo, vado a prendere un altro Stato che però sia economia di mercato e che sia simile a te, per dimensioni, per reddito pro capite, per tutta una serie di parametri, e vado a calcolare il valore normale su quello Stato preciso. E poi faccio la comparazione. Ok? Per farvi un esempio, molto spesso, per esempio nel settore delle calzature, il valore normale delle calzature cinesi viene calcolato in Brasile, che è, per questa serie di parametri, un paese che è ritenuto simile alla Cina, ma è a economia di mercato. Ok? Ovviamente il prodotto deve essere un prodotto similare, quindi deve avere caratteristiche che siano fisiche, tecniche e chimiche simili al prodotto che io sto andando ad analizzare. Quindi nel momento in cui questo telefono mi arriva a 80 euro sul mercato italiano, per andare a calcolare i 100 euro del costo di produzione non lo posso fare in Cina perché non è economia di mercato, vado ad esempio in Brasile, faccio il calcolo che vi ho fatto vedere prima, costi di produzione eccetera eccetera eccetera, faccio il calcolo là, vedo se viene fuori 100, faccio 100, prezzo di esportazione 80, ho dumping. Spero di essere stato il più chiaro possibile, mi rendo conto che non è proprio agevole. Quindi come funziona? Funziona proprio in questo modo qua. Mi calcolo il valore normale, prendo il prezzo di esportazione, faccio la differenza. Se mi accorgo che il prezzo di esportazione è più basso rispetto al valore normale, ho un valore, nel nostro caso è 20, perché esporto 80, produco a 100, 20 è il valore di dumping. Cosa fa l'Unione Europea? Applica la misura antidumping, quindi applica un dazio. Al momento che il bene viene importato, carica un 20% in più e riporta il valore normale, il valore di esportazione al valore normale. Ok? È una compensazione. Faccio il calcolo, se c'è dumping lo forzo e lo porto con un dazio a un valore che non mi distrugga il mercato. Ora, che cosa c'è dietro a un'operazione di dumping? C'è la volontà da parte di un paese di invadere un altro mercato, distruggere completamente quella che è la produzione di quel bene in quel mercato, perché è evidente che se io esporto un bene a un prezzo sotto costo, nessuna azienda del paese di destinazione può rimanere in vita perché non vende più. Una volta che ho quindi preso il monopolio, quindi ho il controllo di quel mercato, comincio a far salire i prezzi. Su quali prodotti faccio questo tipo di attività? Ci sono vari casi, ma il più frequente è dove ho una sovrapproduzione abbondante di quel bene. Quindi se io, Cina, produco tantissime tonnellate di acciaio che non riesco a vendere nel mio mercato, piuttosto che chiudere le mie aziende, faccio un'operazione di dumping, vendo il mio acciaio a un altro Stato e creo uno sfogo a questo tipo di mercato. Questo è un esempio abbastanza concreto. Quali sono quindi le funzioni della Commissione Europea? Perché è la Commissione Europea che è in capo. Dopo facciamo le domande così. Qual è il ruolo della Commissione Europea su questo? La Commissione Europea deve innanzitutto ricevere delle denunce. Quindi chiunque, qualunque azienda, anche la più piccola, può adire la Commissione Europea e chiedere che
che verifichi se c'è un'operazione di dumping su un determinato prodotto. La Commissione quindi deve avviare un'inchiesta, deve fare delle verifiche, deve valutare le informazioni, prendere tutte le documentazioni necessarie, quindi fatture, bolle doganali e quant'altro, deve fare i calcoli che vi ho appena spiegato e una volta fatto questo verifica se c'è dumping o non c'è. Chiaramente cosa fa? Nel momento in cui c'è il dumping può applicare dei dazi, quindi misure correttive, non sono definitive, sono temporanee, quindi blocca in qualche maniera l'invasione di questi prodotti e poi il Consiglio, quindi gli Stati membri, possono ratificare questa decisione e rendere queste decisioni permanenti. Quindi fondamentalmente questo è quello che la Commissione può fare. Ora, ci sono diciamo delle spie, delle situazioni sentinella, no? Che mi fanno capire se può esserci un'operazione di dumping in corso. Per esempio, una diminuzione drastica delle vendite di un bene possono nascondere un'operazione di dumping, così come per esempio una diminuzione a livello di produttività. Quindi magari al momento ne vendo anche la stessa quantità di prima, però vedo che ne produco molti meno, ok? Piuttosto che un elevato tasso. Questo potrebbe essere, no? Potrebbe nascondere un'operazione di dumping in corso, così come una diminuzione drastica del prezzo. Perché chiaramente la prima reazione di un'azienda davanti a un'operazione di dumping è quella di ridurre magari il margine inizialmente, no? Quindi perdere il profitto, cercare di abbassare il prezzo per rimanere nel mercato. Ora qui c'è un po' uno storico di quelle che sono in questo momento le attività di inchiesta per dumping, cioè dove si sta indagando. Stato è leggermente vecchio, adesso questo valore che qui è a 43, al 51 e qualcosa, ma cambia poco perché più o meno è la metà. Quindi la metà delle, in questo momento delle inchieste antidumping riguardano la Cina, non solo come vedete ma anche la Cina. Questi sono gli stati che sono attualmente colpiti da sanzioni antidumping, quindi queste sono già operazioni dichiarate dumping e anche qua vedete che al primo posto c'è la Cina, poi seguono le altre, tra cui anche la Comunità Europea, perché anche noi lo facciamo. Questi sono i principali settori prodotti nelle indagini, coinvolti nelle indagini, parliamo di metallurgia di base, l'acciaio è eclatante, il tessile, la chimica. Non sono solo questi tre, questi sono quelli per importanza, poi ne segue una lunga parte. Questi invece sono quelli già soggetti a protezione antidumping. Come vedete al primo posto c'è la chimica, la metallurgia di base e la plastica. Cioè questo significa che questi settori oggi sono in vita grazie ai dazi. Se noi togliessimo i dazi, questi avrebbero qualche problema. Un po' di storia. 15 anni fa, nel 2001, la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e in quella fase si fa una scommessa e si dice: siamo certi che fra 15 anni la Cina sarà totalmente un'economia di mercato. Ne siamo talmente sicuri che fra 15 anni faremo una certa operazione. Questi 15 anni scadono esattamente l'11 dicembre di quest'anno, del 2016. Ora, è chiaro che allo stato attuale la Cina dei 5 criteri che vi dicevo prima adempie solo al secondo, gli altri 4 ancora non li ha realizzati. Nel frattempo, in questo lasso di tempo di 15 anni, com'è che abbiamo gestito questa difficoltà, no? Di un paese che non era totalmente economia di mercato ma che era nell'OMC? Abbiamo gestito questa situazione in una maniera un po' ibrida, e cioè l'abbiamo gestita
tra virgolette, settore per settore. Cioè, ogni volta che un bene veniva importato in Italia, proveniente dalla Cina, il produttore cinese doveva dimostrare che quel prodotto, quel settore, nel suo paese rispettasse le regole del mercato. Se era in grado di farlo, nessun problema, il valore normale si calcolava in Cina. Se questa cosa non era in grado di dimostrarla, si applicava la regola del paese terzo. Quindi era un procedere un po' caso per caso, e l'onere della prova era per il cinese. Ora, che cosa succede l'11 dicembre del 2016? Viene cancellato un comma di un articolo. Lo leggiamo insieme. È questo qui, il comma 2. Lo leggiamo. Allora, nel caso in cui i produttori oggetto dell'inchiesta, in questo caso abbiamo fatto l'esempio, i produttori cinesi, non possono dimostrare chiaramente che nel settore che produce il prodotto analogo, quindi il telefonino, prevalgono le condizioni di economia di mercato, quindi se non sei in grado di dimostrare questo, il membro OMC importatore, l'Italia o qualsiasi altro paese dell'OMC, può utilizzare una metodologia non basata su uno stretto confronto con i prezzi e i costi interni cinesi, cioè il paese terzo. Ok? Quindi l'11 dicembre del 2016 non sarà più possibile applicare la regola del paese terzo sulle importazioni cinesi, perché questo articolo verrà cancellato. Un dubbio. Quando abbiamo scoperto questa cosa al Parlamento europeo, parliamo di novembre dell'anno scorso, perché non se ne parlava, ci siamo posti un dubbio e abbiamo detto: ma siccome la Commissione europea sembrava dai primi dibattiti che avevamo avuto con i vari commissari in Camera, quindi in una situazione non pubblica, ma la sensazione era che comunque la Commissione europea accettasse tutto questo e non volesse fare niente, quindi volesse riconoscere questo status, ci siamo chiesti: ma com'è possibile che la Commissione accetti una cosa del genere se nei trattati dell'Unione Europea uno dei principi fondanti è che la Commissione Europea e l'Unione Europea in generale deve tutelare i propri cittadini e le proprie aziende? Cioè, come fa a fare una cosa di questo tipo? E girando un po' abbiamo trovato un documento del 2007 che parlava di una conferenza dove da una parte del tavolo c'erano i produttori e dall'altra parte del tavolo c'era chi quei prodotti li commercia, quindi i distributori, i commercianti, gli importatori, eccetera. Ed è evidente che le due anime sono in contrapposizione forte, nel senso che i produttori vogliono assolutamente inasprire i dazi e vogliono più tutele verso chi fa operazioni di dumping, mentre chi commercia e chi importa chiede che questi dazi vengano tolti, per un motivo molto semplice: che se io vivo di commercio, più vendo meglio è, non mi interessa che cosa e a che prezzo, faccio margine sulla transazione. Quindi che sia un prodotto cinese, italiano, che sia qualsiasi cosa, a me non interessa. Anzi, se è un prodotto magari più economico, meglio, ne vendo di più o posso avere un margine più alto. Quindi queste due anime sono in forte contrapposizione tra loro. E se noi andiamo a vedere, l'Europa ha tutte e due queste anime al suo interno. Perché è vero, l'Italia è sicuramente un paese manufatturiero, quindi con tantissime aziende di produzione, ma l'Olanda per esempio no, il Belgio no, la Svezia no, Lussemburgo produce niente, poco. Quindi ci sono tanti paesi che non producono un bel niente, che quindi tutto sommato potrebbero avere anche un vantaggio da questo tipo di concessione. Chiaro che invece paesi più produttivi, tipo l'Italia, la Polonia, la Germania,
sono sicuramente più impattati. Certo, a condizioni diverse. La Germania, per esempio, è il più grande esportatore di autoveicoli in Cina, quindi è vero che se da una parte perde qualcosa, dall'altra ha un mercato importante di sbocco e quindi magari potrebbe avere una compensazione sotto questo profilo, ma altri stati no. Ora, la Commissione, prima di prendere una decisione, ha due obblighi. Due. La prima è una consultazione pubblica, e poi ne parliamo. La seconda è una valutazione di impatto, cioè deve calcolare l'impatto che potrebbe avere nei 28 paesi dell'Unione Europea, forse tra poco 27, della decisione che prenderà. Lo fa attraverso degli studi, quindi di solito commissiona all'esterno, commissiona all'esterno a qualche studio una valutazione di impatto e deve presentare questo studio. Lo studio è stato presentato e parla di 400.000 posti di lavoro persi, più o meno, e l'1% di PIL a livello europeo. Questo è, secondo la Commissione europea, l'impatto della concessione dello status di economia di mercato alla Cina. Questo tipo di calcolo è stato fatto tenendo conto di che cosa? Di quei settori che oggi sono sottoposti a dazio. Quindi ha preso i settori che oggi sono protetti, quelli che abbiamo visto prima, la chimica, la metallurgia di base, eccetera, e ha detto se io tolgo questi dazi, questi settori spariscono, quindi quanti sono le persone che oggi lavorano in questi settori? 400.000, questo è l'impatto. Per carità, ognuno può valutare come vuole lo studio. Certo è che secondo me, che non sono un esperto, però se da domani ci fosse la certezza matematica, dal 1° gennaio, ci fosse la certezza matematica che l'Europa non può più applicare un dazio, probabilmente un'azione di dumping la potrei fare anche in qualche altro settore. Diventa difficile. Non è neanche detto che quei prodotti e quei settori oggi sottoposti a inchiesta non nascondono dietro vere e proprie operazioni di dumping, quindi anche quei settori là probabilmente andavano messi in questo studio. Non sono stati messi. Altri studi privati parlano di impatti completamente diversi, si parla di 3-4 milioni di posti di lavoro persi, di un 3% di PIL dato perso. Sono tutti d'accordo, tutti quanti, tutti gli studi. Il paese più colpito è l'Italia, perché è manifatturiero, non è che serva un genio a capire una cosa del genere, e l'impatto è calcolato più o meno intorno al 38%, dal 38 al 40%. Quindi, fatto 400.000, fatto 3 milioni, l'impatto è sempre quello per l'Italia. La seconda cosa, come vi dicevo, che la Commissione deve fare è una consultazione pubblica, quindi deve chiedere ai 500 milioni circa di cittadini dell'Unione Europea che cosa pensano di questa decisione, e lo fa perché è obbligata a farlo. Quindi il 1° marzo apre una consultazione pubblica online, immagino che tutti voi sapevate che c'era, penso che abbiate tutti partecipato. Boicottato, e quindi nessuno sapeva che c'era, io stesso l'ho saputo tramite vie non ufficiali, parlo senza, vi sentite lo stesso? Sì. Che tanto si blocca... È il risultato di un dumping. È gomblotto, è gomblotto. Quindi dicevo, lancia questa consultazione pubblica non molto pubblicizzata. La consultazione pubblica dura 2 mesi, finisce a fine aprile. Io la trovo non senza difficoltà, vi dico la verità, non era proprio così agibile. Leggo, onestamente era molto complessa, non era proprio così semplice rispondere a quelle domande, anche per me che sono in quella commissione e che ho letto un paio di libri sul tema. Certe domande onestamente facevo veramente difficoltà, erano molto tecniche.
in qualche maniera presupponevano il riconoscimento di questo status. Fondamentalmente chiedevano in che modo si poteva contrastare quello che poteva succedere, no? Concedendo questo status. Quindi in qualche maniera davano per scontato questa cosa qui. Le domande erano tutte chiuse, erano quelle con le palline, no? Quindi potevo decidere qual era la risposta, ma non potevo io scrivere dei contributi, quindi non c'era la possibilità di una domanda aperta dove io potevo, magari in rappresentanza di un settore, descrivere quali erano le soluzioni. Quindi diciamo mi muovevo in un percorso che in qualche maniera era più o meno già definito. Non c'era la geolocalizzazione, quindi poteva votare chiunque nel mondo, non c'era un controllo assolutamente sui partecipanti, quindi chi voleva poteva anche votare 2 volte, partecipare più di una volta. Era solo in inglese, cosa abbastanza rara per la Commissione europea che normalmente parla almeno 3 lingue e normalmente comunica in 5. Comunque insomma era solo in inglese, e poi soprattutto mancava la parte politica, quello che dicevo all'inizio, cioè mancava la domanda fondamentale: sei d'accordo o no nella concessione? Quindi cosa decidiamo? Decidiamo in seno al Parlamento europeo di cominciare a muoverci, e lo facciamo in che modo? Cercando di creare un gruppo tecnico, un gruppo di lavoro che si occupasse di questa cosa qui e che in qualche maniera cominciasse a fare un po' di pressione su questa cosa. E lo facciamo in maniera assolutamente trasversale, perché questa non è una battaglia di una parte politica o di un'altra, non lo deve essere, è un qualcosa che riguarda molte nazioni, che riguarda sicuramente l'Italia, e quindi non ha senso correre con la maglietta del club, è il momento di togliersi quella maglietta e indossare quella della nazionale o addirittura quella europea, se vogliamo contrastare una cosa del genere. Quindi cerchiamo di mettere tutti insieme, creiamo questo gruppo ha 90 deputati di 16 paesi diversi, ma soprattutto in rappresentanza di tutto l'arco politico, quindi di tutti e 8 i gruppi politici del Parlamento. Giusto per darvi un parametro di che cosa vuol dire 90 deputati, perché chiaramente i deputati sono 751, quindi 90 possono sembrare pochi, ma un gruppo tecnico di interesse su altri temi normalmente non arriva a 20, va dai 15, 20, 12, qui 90. E cosa fanno questi 90? Dopo una serie di riunioni, di incontri, decidono per la prima volta nella storia dell'Unione Europea di fare una controconsultazione pubblica. Quindi viene aperto un sito che ha un altro tipo di consultazione, molto più politica se vogliamo, è semplice e veloce, sono 10 domande, quindi in 10-11 minuti se volete potete rispondere. All'inizio c'è un pulsante con scritto about, cioè di che cosa si tratta, quindi anche chi non ha nessuna nozione di questo tipo, non ha partecipato a incontri di questo tipo, non sa nulla di come funziona il commercio internazionale, può leggere e avere un'informazione di base che gli permette di rispondere. Le domande sono aperte, quindi se qualcuno ha un contributo ben venga. C'è la verifica dell'indirizzo IP, quindi per carità l'indirizzo IP può essere mascherato e lo so benissimo, però almeno un tentativo di capire da dove stai inserendo il dato lo faccio. La registrazione prevede un passaggio a mezzo mail, quindi io mi registro, ricevo un link sulla mia mail personale e una volta che clicco su quel link vengo portato al questionario e rispondo. Questo significa che se il giorno dopo io riapro quella mail e riclicco su quel link, mi dice no Ciccio, tu hai già risposto, non lo puoi più fare. Certo, se ho più mail partecipo più volte, però è sicuramente un tentativo di limite. Chiediamo a chi risponde dove è residente. Questo non significa che non vogliamo che partecipino persone che non sono nell'Unione Europea, ben venga, ma vogliamo che si dichiarino come persone che non sono residenti nei paesi dell'Unione Europea. Chiediamo lo stato di residenza, non perché siamo terribilmente curiosi e vogliamo farci i fatti altrui,
ma semplicemente perché vogliamo dimostrare quello che vi dicevo prima, cioè che l'impatto di questa decisione avrà impatti diversi, scusate il gioco di parola, nei 28 Paesi membri, perché chiaramente quei Paesi che sono meno produttivi, meno manufatturieri, avranno un impatto diverso che potrebbe essere addirittura in positivo, potrebbe essere un business, un affare per questi Paesi. Quindi chiediamo la risposta da che Paese viene e soprattutto in multilingue, quindi non solo in inglese. Questa è la schermata iniziale del sito, l'abbiamo chiamato www.China Why Not, perché abbiamo lasciato aperta la possibilità di avere anche opinioni diverse. Quindi why not perché ti spiego perché no, secondo la mia visione, ma why not? No, perché no? Potrebbe essere un'opportunità. Quindi se sei d'accordo, scrivi che sei d'accordo. È in 5 lingue. Su questo pulsante qua, come vi dicevo, posso andare a capire di cosa si tratta, decido se voglio partecipare, mi arriva una mail, clicco sul link, 10 domande, 10 risposte, finita. Ora, lanciamo questa cosa un mese dopo quella della commissione e decidiamo dopo 60 giorni, quindi esattamente il tempo che la commissione ha tenuto aperta la propria, di fare un primo conteggio. Quindi sganciamo il database una sera, copiamo i dati, rimettiamo il database online per la mattina dopo. Diamo un'occhiata e scopriamo che ci sono 6.092 risposte in 2 mesi, quella della commissione ne ha raggiunte 5.000 circa, quindi noi di più. Hanno partecipato 19 stati a questa consultazione, questi che vedete qua, e hanno partecipato tutta questa gente qua, cittadini normali, associazioni di categoria, sindacati, associazioni non governative, le ONLUS, università, studenti, politici, giornalisti, imprese, tante. Quindi questo dato tra l'altro va preso un po' con le pinze, perché è chiaro che se una di queste risposte era un ONG piuttosto che un'associazione di categoria, ha un altro peso, perché quella è la parola di più persone. E cosa dicono queste 6.092 risposte? Dicono che per il 91,13% chi risponde non vuole la concessione di status di economia di mercato alla Cina, e qui addirittura per settore. Quindi le università non lo vogliono in questa percentuale, i sindacati in questa, quello che risulta è questo dato qua. Cioè l'industria è quasi al 97,5% contraria a questo tipo di concessione, e abbiamo, credo, chiarito il perché. Ora, questa controconsultazione pubblica, quindi questi dati che ovviamente noi usiamo per fare pressione alla Commissione ma anche all'interno del Parlamento, perché la sensazione appunto quando abbiamo iniziato a parlare di questo tema era che la Commissione fosse d'accordo ma che il Parlamento gli andasse tranquillamente dietro in ampia maggioranza, ha portato il Parlamento europeo, quindi i famosi 751 deputati, a porre la questione all'ordine del giorno. Qui devo dire che, visto che sono stato presentato come tale, essendo copresidente di un gruppo politico e quindi avendo la possibilità di accedere e di partecipare alla conferenza dei presidenti, che tra virgolette è l'organo un po' più politico, se vogliamo, del Parlamento, perché è quello che definisce l'agenda, gli ordini del giorno, quindi di che cosa si deve discutere in plenaria, beh certo, essere lì ha avuto il suo peso. Ammetto che avevo questo privilegio e l'ho usato piuttosto spudoratamente, ma siamo riusciti a calendarizzare il tema e portarlo in discussione. Non solo portarlo in discussione, ma abbiamo anche votato una risoluzione in data 12 maggio 2016. C'è stata questa risoluzione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo esprime ad ampia maggioranza è più o meno questo, cioè sottolinea che la Cina non è un'economia di mercato perché ancora non soddisfa i 5 criteri stabiliti dall'Unione Europea. Quindi scriviamo questo nero su bianco. Scriviamo che si sottolinea che tutte le disposizioni della sezione 15, il famoso
articolo che vi dicevo prima, rimangano in vigore anche dopo il 2016, abbiano pieno valore giuridico nelle rispettive procedure nazionali e invita la Commissione a opporsi a qualsiasi concessione unilaterale alla Cina dello status di economia di mercato. Nero su bianco. Dopodiché scriviamo che la Commissione deve tenere debitamente conto dei timori espressi dall'industria, dai sindacati, dagli altri soggetti interessati in merito alle conseguenze per l'occupazione, l'ambiente, gli standard e la crescita economica sostenibile dell'Unione Europea. E poi, al punto 7, scrive che parallelamente è necessario una riforma imminente, urgente, degli strumenti di difesa commerciale, perché è opinione di maggioranza del Parlamento europeo che anche i dazi attuali non siano sufficienti. Quindi questo è un risultato importante che un anno di lavoro, quasi 10 mesi, no, è stato realizzato grazie a 10 mesi di lavoro. Quindi la Commissione ha subito questa pressione e infatti la Commissione ha cominciato a porsi dei dubbi, doveva esprimersi a maggio, non lo ha fatto, ha detto decido a luglio, non l'ha fatto, a luglio ha detto parliamo a settembre dopo le ferie, non l'ha fatto, sembra che lo farà il 9 novembre, quindi con netto anticipo rispetto all'11 dicembre. E quali sono le possibilità fondamentalmente che la Commissione ha? Beh, quello il primo, quindi non apportare nessuna modifica, quindi di fatto continuare così com'è, non riconosco lo status di economia di mercato della Cina, vado avanti con il sistema che ho sempre adottato, rimuove la Cina dalle economie non di mercato, quindi di fatto concede questo status di economia di mercato alla Cina e toglie tutti i dazi, e questa era quella che sembrava, no? Che volesse percorrere la Commissione, questa pressione ha fatto in modo che oggi si cominci a parlare di questo terzo punto, che è la famosa terza via. E cioè dice va bene, la concedo, però nello stesso tempo vado a riscrivere tutte le regole degli strumenti di difesa commerciale e cerco di tutelarmi come posso magari in alcuni settori, cambiando un po' la normativa. Ora, questo approccio, se così fosse, perché ripeto non abbiamo ancora un documento ufficiale, ci lascia due perplessità. La prima è tutto in mano alla Commissione europea, che a quel punto ha un potere enorme su quella che sarà la decisione definitiva. E abbiamo avuto già diversi casi in cui la Commissione non si è comportata sempre in maniera corretta nei confronti di tutti i 28 paesi, quindi diciamo che questa cosa un po' ci preoccupa. Ci preoccupa anche perché questa Commissione, io ricordo che la Commissione è un organo collegiale, quindi le decisioni dovrebbero essere prese dalla totalità dei commissari a maggioranza. Questa Commissione ha un'anomalia rispetto a tutte quelle del passato, è piramidale, nel senso che il Presidente Juncker, che è il Presidente della Commissione, ha 7 vicepresidenti e uno di questi ha potere di veto su tutti gli altri, è il primo dei vicepresidenti. I 7 vicepresidenti a loro volta hanno potere di veto sui commissari che non sono vicepresidenti, quindi ha creato una struttura gerarchica dove un vicepresidente può dire agli altri vicepresidenti questo non si fa e un altro vicepresidente può dire ad altri commissari questo non si fa. Quindi di fatto ha creato una gerarchia. E se andiamo a vedere questa gerarchia troviamo al primo posto Juncker, che arriva da Lussemburgo,
Il primo vicepresidente, quindi quello che ha potere di veto anche sugli altri vicepresidenti, è Frans Timmermans, olandese. Il commissario che si occupa di commercio internazionale è la Malmström ed è svedese. Quindi siamo davanti a 3 paesi di cui nessuno è manufatturiero. L'altra figura abbastanza importante è un vicepresidente, che è il presidente, diciamo, alle finanze, se vogliamo, che è Katainen, che è finlandese e che è anche il responsabile del famoso piano Juncker, che probabilmente molti di voi hanno sentito nominare in giornali e quant'altro, no? Quel sistema che prevede che l'Unione Europea stanzi un po' di fondi e poi con una serie di leve private, quindi di capitale privato, crei una specie di fondo di garanzia, chiamiamola così, per andare a finanziare alcuni tipi di operazioni e per rilanciare l'economia dell'Unione Europea. Ora, a prescindere se questo è qualcosa che funzionerà o meno, non lo so, o meglio, io un sospetto me lo tengo, ma per certo una parte di questo capitale privato necessario per creare questo effetto moltiplicatore è stato dichiarato dall'inizio dovesse essere cinese. Ora voi immaginate l'imbarazzo che potrebbe avere il commissario Katainen, che con una mano chiede i soldi alla Cina per finanziare il piano Juncker e con l'altra blocca lo status di economia di mercato. Onestamente è un po' difficile. Quindi se noi andiamo a vedere un attimo la struttura piramidale oggi della Commissione, i punti chiave importanti su questa tematica non vedono nessun commissario che appartiene a stati che siano manufatturieri o comunque produttivi, e questo ci lascia delle perplessità. Secondo punto, non me ne voglia Federico che lavora in quel settore, ma ci pare che si stia un attimo focalizzando il tema un po' troppo nel settore siderurgico, che non è male, cioè nel senso, per carità, è uno dei settori più colpiti, ma quello che è successo per la Commissione è particolarmente scomodo. Perché? Perché in questi 10 mesi il mondo industriale, e includo anche quindi le persone che lavorano per l'industria, no? Quindi i lavoratori, i sindacati, alcuni stati membri tra cui l'Italia, cioè tantissime realtà si sono compattate e unite contro questa decisione in un fronte che è assolutamente compatto. Ora, il tentativo che potrebbe fare la Commissione è quella di spezzare questo fronte così compatto e così unito, accontentando qualcuno. E se io accontento il settore siderurgico, che ha un peso di un certo tipo e anche un numero di impiegati piuttosto importante, è chiaro che fraziono questo fronte che invece così compattamente fino adesso mi è venuto contro. Quindi no, il divide e impera, fondamentalmente il sistema potrebbe essere questo. Quindi questo è un po' quello che è avvenuto in questi 10 mesi, le analisi che abbiamo fatto. Ripeto, qui quello che si chiede fondamentalmente è che il mercato internazionale abbia regole che valgano per tutti. Nessuno vuole escludere la Cina o altri paesi dal mercato internazionale, anzi noi riconosciamo alla Cina un valore importante per il commercio, per la politica mondiale, anche militare sotto un certo profilo, no? Ha un certo peso come paese, ma vogliamo che le regole siano uguali per tutti. Non è pensabile che se il governo italiano decide di aiutare un settore in crisi venga subito sanzionato dalla Commissione Europea perché applica aiuti di Stato non corretti, e magari da altre parti altri paesi non corrono assolutamente questo rischio e possono fare questo tipo di operazioni
più o meno velatamente senza incorrere nelle stesse sanzioni. Questo è un po' quello che diciamo. Ora, se voi andate su questo sitarello qua che è impresainternazionale.eu/Cina, mettete qua la vostra mail e cliccate invia, vi arrivano. Se ci sono domande io cerco di rispondere per quello che so. 1, 2, 3. Partiamo da davanti, dimmi. Dov'è Confindustria? Allora, Confindustria all'inizio ci ha assolutamente appoggiato. Oggi Confindustria ha il problema che sottolineavo qui, questo, cioè al suo interno ha chiaramente delle aziende, delle industrie, poi comunque Confindustria italiana magari è un po' più compatta, ma tutto il sistema confindustriale, diciamo, europeo chiaramente è un po' più diviso. Oggi ha quel problema. La Commissione europea comunque dovrebbe mandare i suoi dati su un report molto articolato su come vengono fatti i fa. Perché comunque la misura anti-dumping, Sì. per chi conosce l'economia e per chi magari ha contatti con la Cina, sa che sono molto oggettivi in realtà, cioè soggettivi, non sono oggettivi, perché studiare un prezzo di un prodotto cinese in un'azienda dove è statale è molto difficile. Poi bisogna conoscere la realtà, la cultura cinese, perché ad esempio come lei dice che lo Stato ha puntato nel abbassare il prezzo di alcuni articoli per renderli più competitivi. La realtà è un altro, lo Stato sta tutelando i posti di lavoro di determinati settori, perché quando l'azienda, cioè quando lo Stato interviene, in realtà salva milioni di posti di lavoro. A scapito di quelli europei però, perché chiude l'ILVA e vanno a casa 5.000 persone dell'ILVA. Io sono d'accordo con quello che lei dice, ma se mi permette porto per l'Unione Europea, se mi permette, perché sono europeo, poi sono molto preoccupato per il destino dei cinesi, ma ci pensi il governo cinese? Sì, lo sto dicendo, ma sono interventi che in realtà non sono mirati per il lungo termine, perché comunque lo Stato cinese deve comunque tagliare tutte le aziende che sono in perdita. Ovvio, non lo può fare in un anno perché lascia a casa milioni di persone. Però sicuramente No, ma è legittimo, quello che lei dice è legittimo. Cioè, il fatto, quello che lei sottolinea è assolutamente legittimo ed è una chiara strategia. È chiaro che il governo cinese ha le sue motivazioni per fare un'operazione di dumping, non lo metto in dubbio, non è pazzo, nessuno lo fa. Quello comunque volevo sottolineare è che il fatto che esistono queste realtà e che comunque la cultura cinese non può essere modificata in 1 o 2 anni, Sì. che comunque i calcoli delle misure antidumping sono molto soggettive, dicevo, Sì. vedendo con la visuale europea. Infatti i cinesi, cioè quando sono stata in Cina qualche anno fa, contestavano il calcolo di queste misure antidumping. Vero? La contromisura cinese, dato che non riconosceva queste misure antidumping, è stata quella a sua volta di fare delle contromisure nell'importazione. Il risultato, un crollo dell'importazione di alcuni prodotti europei. E uno dei paesi colpiti è l'Italia, perché comunque in quel periodo il settore agricolo, perché l'Italia sta esportando tanto, ha avuto un crollo. Quindi voglio dire, cioè io... Si chiama vendetta? Non è solo una vendetta, cioè ci sono state una misura antidumping prima con le viti colori, poi con i pannelli solari. Io ne conosco 2, ma ci sono state altre misure dall'Unione Europea nei confronti dei paesi in via di sviluppo che hanno danneggiato la loro economia, però era anche discutibile questa cosa, non essendo oggettiva. Hanno perché scusate, buffate e no. Ok. Sì, dopo ti faccio rispondere. Io dico solo una cosa, l'ho premesso, è stata la prima cosa che ho detto, e cioè che avrei semplificato terribilmente quello che è la questione. I metodi di calcolo che io ho liquidato con una slide, quella sul valore normale,
c'è un libro intero su queste cose qua, su come vengono calcolati, eccetera. Com'è? Contestabile, ripeto, ci sono diverse tipologie, tanto è vero che ne hanno scritto un intero volume su tutti i tipi di calcoli possibili, così come anche la regola del paese terzo, cioè qual è il paese dove andare, il prodotto similare, cioè c'è una narrativa immensa su queste cose qua. Perché? Perché stiamo parlando di qualcosa che non è facile individuare. Io ripeto, l'ho molto semplificato, ho detto ci sono due valori e si confrontano i due valori. Le variabili che compongono quei due valori sono molteplici e il calcolo è complesso. Quindi la commissione, quando io dicevo che tra i compiti della commissione c'è quello di fare l'inchiesta, quindi di raccogliere questi dati, intendevo proprio questo, cioè la commissione deve fare tutta una serie di verifiche che prendono mesi, deve raccogliere tutta una serie di informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, come tutto, e come tutti i dati, sono opinabili. E quindi è chiaro che la Cina si difende dicendo no, io sono economia di mercato in maniera diversa da quelli che sono i 200 criteri. Quindi possiamo aprire un dibattito su quello che vogliamo. Io, e questa è la mia opinione personalissima e rimane tale, dico che se un prodotto mi arriva nel mio mercato a un prezzo a volte inferiore a quello della materia prima, qualcosa di strano c'è. Che poi sia dumping strategico, che sia dumping sociale, che sia dumping ambientale, che sia quello che è, ma se io per produrre questa cosa in Europa spendo 100 e 80 o 70 è materiale e questo prodotto mi arriva a 60, qualcosa c'è. Sicuramente in una situazione di questo genere non stiamo combattendo ad armi pari. Poi ripeto, è opinabile, è la mia opinione personale, quindi per questo dico, e non voglio aprire un dibattito a due che sarebbe stupido davanti a 100 persone, ma ribadisco, è la mia opinione personale, è la situazione in cui sono molte aziende, so perfettamente quali sono le posizioni cinesi, perché ci ho parlato con gli ambasciatori, con i ministri, siamo d'accordo. Io ripeto, la mia opinione è la mia, ma io oggi sono parlamentare europeo, ho un compito e il primo compito che ho è difendere i cittadini europei e le aziende europee. Della Cina personalmente non me ne frega niente, quindi la Cina può fare quello che vuole, ha tutta la legittimità di difendere le sue aziende e i suoi cittadini, ma io oggi sono schierato da una parte e lo dico reale, che quando l'azienda è in difficoltà che non ce la fa sopravvivere, arriva qualcuno con i soldi e te la compra. Un imprenditore, ti parla un imprenditore, può fare due cose: o investe in ricerca e sviluppo o acquisisce un'azienda che la fa e prende il lavoro già fatto. Quindi voglio dire, questa cosa qua non è che lo fa solo la Cina, lo fanno tutti. Ma quello che hai detto invece è la seconda domanda, no? E quando io parlo della terza via, anche qua per questioni di brevità forse sono stato poco chiaro e quindi grazie per questa domanda, no? Cioè questa qua, ok? Questa qui. Io vi ho detto prima, se io elimino quel pezzettino di codice non posso più applicare la regola del paese terzo, giusto? Quindi se io concedo lo status di economia di mercato, in teoria non posso applicare, no, misure antidumping, giusto? Sarebbe quindi giusta questa osservazione e ti ringrazio. Come faccio a fare questa cosa qua? Cambio le regole, quindi tolgo completamente la questione economia di mercato o non di mercato, quindi non faccio più differenza, no? Tolgo i 5 criteri, i famosi 5 criteri dell'inizio, e comincio a dire, va bene, io non faccio più una diversificazione tra economia di mercato e non economia di mercato, tolgo tutto e comincio a ragionare per settore. Ok?
Quindi rovescio completamente tutta la normativa, cioè, e questo, se vogliamo, sotto un profilo squisitamente politico, se vogliamo addirittura ancora più grave, nel senso che la mia reazione è cambiare le regole interne, è cambiare la mia legislatura. Certo, per aggirare il chiaro. Però voglio dire, la terza strada presuppone il cambio totale dello status di adesso. Quindi non esisterà più uno Stato che non è economia di mercato o lo è, perché non ci saranno più i 5 criteri e di fatto verranno fatte delle valutazioni diverse settore per settore.